Buongiorno a tutti ragazzi, buon inizio settimana. Stavolta parliamo del sole. Come ben sappiamo, tante persone credono che sia uno Stargate, in effetti un portale dimensionale per altri mondi, altri universi. E stavolta addirittura un ricercatore scientifico quindi lo conferma. In effetti lui, anche lui, è convintissimo che il Sole crea dei piccoli fori chiamate macchie solari che poi in realtà sono dei buchi neri, quindi riflettono il vero aspetto di un buco nero. Quindi lui asserisce che le macchie che ci sono nel Sole, quando ci stanno le famose macchie che durano settimane o mesi e poi si richiudono, non sono, diciamo, macchie solari, ma bensì sono buchi, una finestra spazio-temporale. Quindi diciamo che questo scienziato, ricercatore, dice che una volta a settimana avviene, diciamo, più o meno questa singolarità. In effetti la singolarità, ovvero un buco nero. Quindi si dice che poi si richiude, poi si riapre e poi in effetti va sempre avanti così. Quindi così le civiltà, diciamo, extraterrestri hanno viaggiato e viaggiano ancora tuttora nel nostro universo. Quindi anche per questo loro credono che questo gruppo di scienziati, che non è solo uno, credono perciò adoravano in effetti il dio del sole. In effetti anche gli antichi credevano che i dei erano venuti dalle stelle o dal sole, quindi ci stava questo, diciamo, culto del dio del sole che anticamente si dicevano che gli dei erano venuti dal sole, dalle stelle. Un'altra cosa che questi quattro scienziati in effetti, ciao Avvocatella, hanno pensato è che la maggior parte delle sonde spaziali o i telescopi spaziali sono dedicate ciao Jasmine, sono dedicate all'osservazione del Sole. E manco a farlo apposta, ragazzi, qui entra in gioco il Vaticano, perché sì, sì, vabbè, qua è normale. La maggior parte delle, diciamo, osservazioni del Sole sono finanziate dal Vaticano. Incominciamo bene la giornata con una bella parolina, vabbè, bloccata. Quindi, diciamo, ragazzi, sono finanziati dal Vaticano tutti quanti. Quindi, a parte che il Vaticano ha telescopi anche lui, quindi con l'esobiologia, il famoso Lucifer, che in effetti è proprio è proprio del Vaticano e non della NASA, ed è finanziato proprio da lui. In effetti sono i gesuiti che lo gestiscono, quindi il famoso ordine di Papa Francesco. Quindi pensano che in effetti tutte queste teorie abbiano un pochino di verità. Quindi il Vaticano che mette telescopi e finanzia ricerche sul Sole. Quindi in effetti gli antichi, diciamo, i nostri antenati credevano che nel Sole i dei erano arrivati dal Sole. E in effetti questo buco nero, diciamo, sono le macchie solari che avvengono di tanto in tanto, cioè questa singolarità, ovvero un wormhole, diciamo, sul Sole. Quindi sono convintissimi che queste astronavi che noi vediamo tuttora, oppure abbiamo visto in passato, perciò a volte quando vicino al Sole si vedono tante macchie. Ah sì, è vero che siete il Vaticano, ci dicono solo quello che vogliono loro, però giustamente chi gira intorno, come questi scienziati che cercano di capire, lo sanno che forse non capiranno nulla, però l'ipotesi la fanno giusta in effetti, quindi al finale loro riescono a capire, però non possono confermare, è come loro osservano, no? Vedono che il Vaticano sta lì a controllare tutti i telescopi solari, a finanziare tutti i telescopi solari. Poi il buco nero in effetti è una singolarità e quindi automaticamente diciamo la macchia solare è una singolarità in effetti.
Ma non la pensavo che te. Quindi a finale, diciamo, la singolarità è una cosa che avviene ogni tanto. E poi questa singolarità sarebbe il famoso buco nero, che sarebbe la macchia solare. Quindi la macchia solare, secondo questi scienziati, sarebbe solo un piccolo, diciamo, buco nero per attraversare altri mondi, altri universi, e quindi è da qui che loro arrivano. In effetti in tanti video abbiamo provato proprio, se non con video, che ci stanno degli UFO vicino al Sole. In effetti non abbiamo visto proprio l'UFO, però abbiamo visto oggetti di grandi dimensioni, di piccole dimensioni, che orbitavano proprio vicino al Sole. Quindi, come ben sappiamo, nessuna cosa al mondo può resistere diciamo, al calore del Sole, perché là stanno milioni di gradi. Però queste cose che stanno lì, che adesso non possiamo dire, vabbè, è un UFO, no, non possiamo dirlo. Però, se una cosa sta vicino al Sole a 1 milione di gradi, neanche una cosa terrestre è. Un pianeta non è, perché non sta lì, non stanno lì i pianeti. Quindi ci sta qualcosa vicino al Sole che guarda strano, non brucia, poi scompare. Quindi questi oggetti che vanno e vengono da vicino al Sole, quando fanno i brillamenti oppure le tempeste solari, vanno e vengono. In effetti le osservazioni sono state tante. E non dimentichiamoci, ragazzi, sempre, perché qua ogni volta uno dice complottista, così così. Vi ricordate tanto tempo fa io ho fatto un video dove ho detto che 6 telescopi dell'osservatorio sul Sole erano stati chiusi? Fu detto che era perché un hacker era entrato nei computer, diciamo, del centro di osservazione solare. In effetti nessuno ha creduto a questa bugia che hanno detto, perché se uno è entrato ha hackerato, diciamo, i sistemi di un osservatorio, perché la NASA e l'FBI e tutto il resto hanno chiuso altri 6? Scusami, se l'hacker è entrato in questo sistema, diciamo, di casa mia, io non è che vado a spegnere i computer di tutto il palazzo. Perlomeno è chiara sta cosa, no? In effetti quel giorno 6 osservatori, che poi erano solamente per la vista del Sole, in effetti quindi non erano per i pianeti, non erano per i meteoriti, erano solo per l'osservazione solare. Sono stati chiusi tutti e 6 e poi sono stati riaperti 2 o 3 giorni dopo. Quindi qualcosa avevano visto e non volevano che gli altri vedevano. In effetti hanno fatto evacuare sono arrivati quelli dell'FBI in tutti e 6 osservatori, ripeto, che erano solo per il Sole. Difatti uscì la notizia: 6 osservatori, 6 telescopi del Sole bloccati dall'FBI. Che sta succedendo? E qualcuno disse la famosa parola. Sì, ho fatto un video riguardo a questo. Dissero che gli alieni ci avevano salvato, ti ricordi, da una tempesta magnetica, avevano detto, che si era messa una nave aliena davanti al Sole e non aveva fatto bruciare la Terra. Quindi fu questa la teoria che noi abbiamo fatto, che una nave madre si era interposta tra il Sole e la Terra e non aveva fatto bruciare la Terra a noi, perché una tempesta magnetica molto potente arrivava sulla Terra. Quindi in effetti, come vedete, possiamo sempre parlare a finale di astronavi e UFO, e quindi secondo me questi scienziati, che poi qua non stiamo parlando di astronomi dilettanti, qua parliamo di ricercatori scientifici, quindi non parliamo di gente normale che come me si mette col cellulare a guardare buonanotte, no. E quindi loro hanno fatto questa teoria che secondo loro questi piccoli fori che noi chiamiamo macchie solari in realtà sono singolarità, cioè sono buchi neri che rimangono aperti per un tot di tempo e poi si richiudono, e quindi attraverserebbero, diciamo, altri, come uno Stargate, quindi un altro mondo. E può essere tranquillamente, non ci vedrei quasi niente di strano, eh. Il problema è che loro dispongono di una tecnologia molto avanzata, perché stando pur vicino al Sole loro non riescono, non si brucia l'astronave a loro. Mo non so che di materiale sia fatto, ma
qualsiasi materiale che sta sulla Terra a contatto solo lontanamente con il Sole si fonde. Quindi non sappiamo queste UFO, navi, oggetti non identificati, ovni, come li vogliamo chiamare, a contatto con il Sole non bruciano, non si fondono, rimangono lì fermi ore e ore. Quindi pensate che neanche una stella, una cometa che passa davanti al Sole rimane intatta. In effetti quando passa una cometa avete visto che ci sta sempre quella scia perché il Sole la fa evaporare, perché scioglie il ghiaccio che ci sta sulla stella. Quindi nessuna cosa al mondo resiste al Sole. Se per puro caso la Terra si avvicinasse, che ne so, un po' vicino al Sole, noi bruceremo tutti quanti, ragazzi. Quindi per dire, non ci sta qualche cosa che si può avvicinare al Sole e non farsi male. Solo questi oggetti strani che stanno lì fermi, che non sappiamo che poi che so. Uno dice UFO, vabbè, so UFO, perché giustamente non sai che cos'è, però stanno lì fermi 3-4 ore. Difatti tante volte abbiamo detto forse si ricaricano pure col plasma del Sole e può essere anche questa un'altra realtà che loro si ricaricano con l'energia solare e poi sfruttano questi, diciamo, buchi neri per attraversare lo spazio e il tempo. Marte viene dopo di noi, viene. Marte è più lontano, in effetti. Noi veniamo, viene prima la Terra e poi viene Marte. Quindi diciamo che ma Marte è rosso perché ha perso in effetti l'atmosfera, si dice a causa di un impatto, si dice che forse prima ci abitavano, si dice una teoria, eh. In effetti credono che sia così. Quindi poi Venere dicono che è troppo ci sono un sacco di gradi e quindi non si può vivere. Guarda, solo la Terra si trova nella posizione esatta, cioè nel mezzo dove ci sta né freddo e né caldo, quindi stiamo nella posizione ideale. Quindi anche Marte potrebbe essere, diciamo, abitabile, però le condizioni, l'atmosfera non lo permettono. Però in ordine potrebbe essere come la Terra. Peccato che non ha l'atmosfera in effetti, quindi ossigeno e tutte queste componenti. Però volendo sarebbe l'ultimo, diciamo, pianeta in effetti che potrebbe essere uguale quasi alla Terra, perché non dista tanto da noi, quindi potrebbe fare un pochino più freddo rispetto a noi, però non tanto da gelare oppure queste cose qua. Quindi in effetti su Marte si potrebbe anche tentare di fare una ripopolazione, però senza ossigeno dove vai in effetti? Non vai da nessuna parte, questo è il problema. Quindi l'unico pianeta sarebbe Marte, però bisognerebbe ricostruire l'atmosfera, quindi sarebbe un casino, perché anche lui si trova a una distanza, seppur più lontana di noi, però ancora abitabile, diciamo, si può fare, diciamo, tanto alla napoletana, si potrebbe fare, però non ci sta atmosfera, non c'è nulla, quindi non si può fare al finale. Poi è tutto deserto. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, buon appetito. Tanto se l'uno è un quarto, quindi o chi mangerà tra poco, tra un altro po' è quasi orario, diciamo, quindi di mettere a vedere che ci dobbiamo mangiare. Ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao Jasmine, ciao Avvocatella, ci sentiamo dopo ragazzi.